vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South, sometimes I have a Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Formula 1 2012. Quest'oggi ci troviamo direttamente a Melbourne, nel circuito di Albert Park in Australia, pronti ad affrontare 13 minuti caldissimi di qualifiche. A quanto pare il fuso orario è stato abbastanza duro da affrontare, però qui a Melbourne ce la siamo cavata abbastanza bene. Ci ritroviamo infatti nella sezione numero 2 delle qualifiche. Più avanti vedremo perché. Innanzitutto diamo un'occhiata al nostro assetto che ci ha portato fino a questa sessione. È un assetto più che discreto che sono riuscito a elaborare nelle prove libere e ho voluto direttamente provare nelle qualifiche per vedere innanzitutto come poteva essere utilizzato, quindi come rispondeva la macchina a questo assetto. Allora, l'assetto è il seguente: abbiamo impostato l'angolo dell'alettone anteriore e posteriore tale da avere un'ottima velocità per affrontare le curve con un'aderenza sull'anteriore davvero micidiale, e ovviamente l'alettone posteriore è stato regolato di conseguenza. Per quanto riguarda invece la frenata, la pressione dei freni è stata impostata davvero molto alta, anche se ciò può causare il bloccaggio delle ruote, ma dobbiamo stare molto attenti con la frenata ed essere davvero molto ma molto cauti. Per quanto riguarda il bilanciamento, è stato posizionato un po' sul retrotreno in modo tale da ottenere un po' di sovrasterzo e quindi essere più abili per quanto riguarda queste curve che sono davvero molto ma molto intriganti. Per quanto riguarda invece la barra antirollio anteriore e posteriore, sono state indicate, anzi sono state selezionate in questa maniera in modo tale da usurare più velocemente i pneumatici, però avere una maggiore reattività a scapito però dell'aderenza in curva. La reattività della vettura, soprattutto in questo circuito, è molto ma molto importante. Per quanto riguarda invece le sospensioni, l'ho impostate in maniera davvero molto, ovvero l'altezza dell'autovettura dal suolo è davvero molto bassa, e per quanto riguarda la rigidità, la molla anteriore è un po' più leggera della posteriore, e sono riuscito a trovare quindi questa combinazione che era abbastanza ottima, e sono riuscito quindi a trovare a ottenere un tempo di circa 1,29 1 minuto e 29 secondi, che non era male. Per quanto riguarda il cambio, le marce sono state impostate nella maniera seguente, ovvero marce abbastanza lunghe, perché in questo circuito ovviamente non è che ci sono poche curve lente, quindi è meglio utilizzare queste marce lunghe in modo tale da ottenere il massimo sprint in questi rettilinei, che se non erro ce ne sono almeno 3 fondamentali, dove possono essere effettuati dei sorpassi con l'utilizzo del DRS. In questa sezione di qualifica utilizzeremo un carico di carburante abbastanza elevato, perché per almeno 3 giri dobbiamo girare con la miscela numero 1, ovvero la miscela bassa. Il motore verrà limitato, però il nostro carburante non verrà consumato alla massima maniera, in modo tale da far riscaldare le gomme e poi spingere al massimo con la miscela 3 negli altri giri. Quindi 10 carburante per 10 giri, miscela numero 1. Per quanto riguarda la campanatura, è stata impostata tutta verso i valori a sinistra, in modo tale da ottenere un'ottima aderenza, un'ottima stabilità anteriore e posteriore in curva. Bene, adesso, dopo che abbiamo analizzato l'assetto, ovviamente hanno caricato il carburante, il nostro Maldonado è appena entrato in circuito. Io direi ragazzi che l'opzione migliore è quello di seguirle, quindi dirigiamoci immediatamente nel nostro campo di battaglia. Eccoci ragazzi al primo giro ad Albert Park in Australia, siamo appena usciti, abbiamo effettuato un bel giro di ricognizione per aumentare la temperatura dei nostri pneumatici a una miscela normale, e adesso la imposteremo in maniera elevata, e adesso vi spiegherò in che cosa consiste la nostra miscela del carburante che ritroviamo a sinistra. Allora, innanzitutto facciamo passare il nostro Nico Rosberg alla nostra destra, più o meno le gomme vengono riscaldate al terzo giro. Infatti questo giro non spingeremo al massimo, ma spiegheremo quindi i fondamentali delle opzioni di guida che sono state aggiunte in Formula 1 2012. Allora, innanzitutto partiamo da un concetto base di carburante, in modo tale da chiarire un po' le idee ai
nuovi arrivati in Formula 1, è disponibile un pulsante, ovvero carburante, alla nostra sinistra, che il nostro caro Van Helgen, nonostante le 12 ore di fuso orario che si è subito per fare un bel viaggio da Roma qui al Melbourne, riesce ovviamente a essere un po' attivo e a controllare questa bella manopolina che ha sulla sinistra. In pratica le miscele di carburante sono tre. La prima è la miscela elevata, nella quale il nostro motore mangerà tutta la benzina che avremo nel serbatoio, in pratica come se la succhiasse come una cannuccia proprio con una rapidità assurda, quindi il nostro carburante terminerà in una maniera proprio elevatissima, e viene utilizzato soprattutto per i giri in qualifica, dove dobbiamo appunto registrare il miglior tempo. Per quanto riguarda la seconda miscela, è più un giro di ricognizione per evitare che sprechiamo tanta benzina, però abbiamo sempre un'ottima prestazione. E adesso ecco che facciamo partire direttamente il nostro giro con la miscela elevata, per garantire quindi un'ottima prestazione. Dobbiamo arrivare fra i primi 10, ci ricorda il nostro ingegnere, che è molto più loquace di quello precedente. A quanto pare abbiamo migliorato il nostro tempo di 460 centesimi di secondo, mentre la nostra miscela bassa di solito viene utilizzata per andare un pochino sotto la norma, in modo tale da evitare quindi di consumare quindi il motore durante i giri di prove libere e così via. Per quanto riguarda invece la nuova opzione, ovvero i freni, è possibile tirare un'altra bella manovella. Guardate un po', il nostro piccolo Van Helgen sembra seduto su una sorta di astronave, sta comodo lì a spingere i bottoni, ma possiamo notare, dopo che affrontiamo questo bel tornante, perché altrimenti investo al muro, ragazzi, mi spiaccico come una mosca sul parabrezza. Allora potete ben vedere che esiste un'altra icona, ovvero i freni. Allora, i freni, l'impianto frenante è stabilito sull'avantreno a metà, ovvero neutrale, e sul posteriore, ovvero sul retrotreno. Per quanto riguarda l'avantreno, nel momento in cui selezioneremo la sezione freni anteriore, la pressione dei freni sarà concentrata sull'anteriore, e questo può essere fondamentale nel momento in cui si avrà molto ma molto sottosterzo. Attenzione, questa ultima curva molto pericolosa. Avete sentito le gomme come hanno slittato? Davvero fantastico. Il gioco è riprodotto con un'azione simulativa davvero fantastica, anche fin troppo, ragazzi, perché mi sono ritrovato a uscire di pista, a investire anche persone che camminavano qui per la pista, tifosi accaniti e così via. Comunque vediamo quello che riusciamo a combinare. 1,25, 26 e 27. Il miglior giro è stato di Hülkenberg a 26. Mamma mia, ragazzi, non riusciamo a migliorare il nostro tempo. Questo perché ho impostato la difficoltà massima, ovvero abbiamo degli avversari completamente spietati, assetati di sangue, che tentano appunto cercano appunto ogni nostra mossa falsa per metterci al tappeto. Comunque non aspettatevi i risultati che ho ottenuto in Formula 1 2011, proprio in quel game avevo preso una manualità assurda, e che in questo game devo ancora assumere. Con queste nuove tecniche di guida devo stare davvero molto attento, e davvero commentare e guidare è molto ma molto difficile, soprattutto in live. Quindi non aspettatevi risultati molto ma molto intriganti. Comunque cercherò sempre di darmi da fare, cercherò ovviamente di dare del mio meglio. La pista l'ho studiata come se fosse una poesia, la so ormai a memoria. Mamma mia, ragazzi. Scusate per l'interruzione, ragazzi, ma a quanto pare con il piede destro ho interferito con il controller, ho staccato appunto l'alimentazione USB, e a quanto pare sono andato a spiaccicarmi contro il primo muro che ho ritrovato davanti. Comunque non preoccupatevi, proprio per questo sono ritornato ai box, ho cambiato il tutto, e a quanto pare ci ritroviamo nuovamente in pista, e addirittura sono riuscito a fare un tempo migliore del precedente. Quindi anche sono contento che ho dato una bella sberla al cavo dell'alimentazione del controller, e ci ritroviamo a 1,28 466 centesimi di secondo. Mamma mia, un'entrata nel primo settore davvero fenomenale, che ci ha fatto guadagnare davvero tantissimi centesimi di secondo, e soprattutto nel terzo settore sono riuscito a indovinare tutte le 3 chicane in maniera davvero proprio esemplare. Allora, eravamo rimasti al concetto dei freni, e vediamo adesso di esprimerlo bene. Per quanto riguarda invece, se l'ho già detto lo ribadisco, per quanto riguarda invece l'impostazione neutrale, la frenata sarà impostata, per quanto riguarda la pressione, identica sia sul posteriore che sull'anteriore, mentre quella posteriore, ovvero, sarà tutto il contrario di quella anteriore. Avremo una pressione davvero molto più avremo una pressione maggiore per quanto riguarda il nostro retrotreno. Quindi queste sono delle strategie che possono essere condizionate a secondo dello status del giocatore, ovvero della propria manovrabilità della vettura. Comunque, visto che siamo riusciti a ottenere un buon tempo, adesso io direi di impostare la miscela 1
bassa, visto da consumare meno carburante del solito, riscaldare le gomme nel caso ci superano il nostro, anzi nel caso superano il nostro tempo, vediamo un po' di recuperare il tutto con la miscela più elevata. Allora, come vi dicevo, già ci troviamo a secco di carburante, quindi faremo un bel ritorno ai box per ricaricarci. Appunto non ho caricato molto carburante proprio per rendere la macchina molto più leggera e fare un bel giro. Dannazione, non ci stiamo qualificando per l'ultima sessione proprio per pochi centesimi di secondo, ma a quanto pare ragazzi come possiamo dire, la difficoltà è, vediamo se il nostro questo dannato ingegnere ci fa parlare, la difficoltà è stata messa appunto al massimo, come vi ho detto, a difficoltà leggenda, ovvero abbiamo detto che sfideremo i migliori piloti di tutto il mondo, e ciò proprio perché aiuterà a rendere più realistico il gioco. Comunque l'11ª posizione per adesso va molto bene, Maldonado 12ª posizione, ci troviamo davanti a lui, adesso maledizione Alonso ci ha fatto a pezzi, dannazione. Adesso però rientreremo in box ragazzi, dobbiamo riempire il nostro piccolo serbatoio e vediamo un po' se rimane ancora un po' di tempo di fare qualche altro giro magari più concentrato, per rendere quindi la nostra posizione un pochino più utile soprattutto nella gara. Attenzione, siamo usciti un attimo fuori pista, guardate inoltre come sono ben dettagliati i pneumatici, nel momento in cui si taglia pure un filo d'erba con i nostri pneumatici anteriori vengono appunto riportati nella loro bellezza estetica. Facciamoci quindi questo bel giro ai box. Ok ragazzi, quindi vi dicevo, anche se non otterrò risultati davvero fenomenali, cercheremo quindi di darci una bella mossa, di guadagnare anche ottime posizioni in campionato, cercare quindi di competere con le altre scuderie nella maniera migliore. Allora, quindi ci troviamo all'11ª posizione e non è male, perché praticamente ne sto masticando davvero molto di questo gioco in questi ultimi giorni, è davvero molto più difficile del precedente. Allora, vediamo un po'. Alzatevi amici miei, guardate un po' che bella la composizione del nostro team. Vediamo un po', 13ª posizione, molto ma molto bene, 8 minuti rimanenti, diamo un'occhiata intanto alla nostra classifica, benissimo. Non ci sono molti piloti in pista, approfittiamone per effettuare alcuni giri senza traffico. Bene, ci sono pochi piloti in pista, quindi possiamo effettuare ciò che vogliamo e quando vogliamo. Allora, visto... I nostri tempi sono leggermente lenti nel terzo settore, molto lenti nei primi due, e nel terzo settore abbiamo qualche problemino, quindi dobbiamo migliorarci davvero molto. Allora, visto che abbiamo davvero poco tempo, ovvero 7 minuti e 50, io direi di impostare la nostra miscela elevata e mettere qualche lotta di carburante in più, in modo tale da effettuare anche più di un giro. Allora, vediamo un po' di concentrarci ragazzi, 14ª posizione, dobbiamo recuperare il tutto. Diamo un'occhiata ai pneumatici e quanto si ritrovano. Allora, abbiamo due treni, uno da 86 e uno da 77%. Io direi di utilizzare quello da 86, quello di 77 lasciamolo un po' da parte, visto che è meno usurato degli altri. Allora, scendiamo in pista ragazzi con un bel giro lanciato, adesso ci dobbiamo concentrare per recuperare terreno. Allora, concentriamoci. Benissimo. 4 semafori accesi. Gomme già usate vuol dire ragazzi potenza e adrenalina anticipate di qualche giro. Molto bene, affrontiamo queste ultime curve prima del nostro rettilineo finale. Bene, molto bene, scusate se non parlo ragazzi molto nel momento in cui effettuo le curve, ma davvero è molto complicato. Allora, eccoci al primo rettilineo che ci porterà ragazzi alla gloria. Impostiamo la nostra miscela carburante, diamo un po' di KERS per dare 80 cavalli al motore in più. Ecco che attraversiamo la linea del tracciato, prima curva davanti a noi, ne restano 16. Avanziamo, benissimo, avanti, attiviamo il nostro DRS in modo tale da recuperare questi bei 20 km/h in più. Andiamo, adesso dobbiamo frenare all'altezza del cartellino di 100 km/h. Benissimo, entriamo a tutta manetta, vediamo se possiamo utilizzare un bel po' di DRS. Ok, in questa curva deve essere utilizzata senza l'utilizzo del freno. Ottimo, qui a tutta manetta, toccare entrambi i cordoli, oppure meglio se non tocchiamo. Vediamo un po' quello che siamo riusciti a combinare. E dannazione ragazzi, ancora un secondo in meno, probabilmente le gomme non sono in temperatura. Comunque ce la stiamo cavando abbastanza bene. Dai. Attiviamo il nostro DRS nel secondo settore, guadagniamo questi altri 20 km/h in più. Frenata molto acuta per quanto riguarda i nostri freni anteriori. Di dietro abbiamo il nostro Paul di Resta, probabilmente 5 minuti molto acuti ragazzi di gara. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di queste qualifiche, se vi piace quindi questa idea del commento dal vivo alla lotta contro il tempo, a sfidare il cronometro e le sue lancette. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate. Ovviamente passeremo direttamente alla gara se non avete intenzione di assistere alle qualifiche, quindi tutto si basa, attenzione, si basa sulla vostra opinione. Vediamo un po'.
Ritroviamo il nostro Paul Di Resta ancora dietro di noi. Comunque la 14ª posizione non è male, ragazzi. Dobbiamo soprattutto stare molto attenti perché in gara non troviamo un meteo molto favorevole, quindi ci sono notevoli probabilità di successo. Secondo giro della nostra galoppata al traguardo, vediamo un po', 300 km/h, arriveremo come velocità massima. Intanto il nostro Paul Di Resta ci sta superando alla destra, anzi è Michael Schumacher, ragazzi, non è Paul Di Resta. Entriamo all'interno della prima curva, riaffrontiamola, vediamo di essere molto più competitivi adesso. Un po' di DRS e in combinato al Kerr ci darà altri 80 cavalli. Bene, spingiamo questo bel motore Renault al massimo. Benissimo, attenzione, cerchiamo di non far uscire la nostra vettura fuori dalla pista. Bene, 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 un altro po' di DRS, ottimissimo, cerchiamo di non perdere trazione sui cordoli. Abbiamo sporcato un po' i pneumatici, vediamo un po', e attenzione ancora, ragazzi, non siamo riusciti a migliorare il nostro tempo, dannazione. E a quanto pare io direi, ragazzi, che ci fermeremo alla 14ª posizione perché davvero è molto ma molto dura. Abbiamo dato proprio il massimo e a quanto pare non ci siamo riusciti a ottenere un tempo migliore. Comunque 14º posto, a meno che non ci passino, è davvero un ottimo tempo per la nostra fantastica monoposto inglese. Vediamo un po' in gara cosa fare, ragazzi. Allora, il mio obiettivo, anche se ci consigliano di beccare l'8º posto, è iniziare a entrare nella zona punti, perché questa difficoltà è davvero complicato. Guardate un po', il miglior giro è stato di Lewis Hamilton di 1.26 se non sbaglio, l'ho visto prima nelle classifiche, e comunque un tempo abbastanza discreto, siamo circa 2 secondi di ritardo, comunque ci può essere recuperato. Allora, abbiamo di dietro il nostro ancora Paul, anzi no, ecco, guardate un po', ragazzi, ci siamo girati un po' sottosopra, facciamo passare i nostri avversari e questo è un momento di perdita di trazione. Vediamo di affrontare l'ultimo giro, ragazzi, prima di dare un saluto al nostro circuito e rivederci la domenica mattina. Allora, vediamo un po', LG di qualifica 2.44, dobbiamo concentrarci. A quanto pare, ragazzi, è terminata la nostra sessione di qualifica e non siamo riusciti a classificarci. Brutta giornata oggi, la 15ª posizione non fa ben sperare per la gara. Questo lo so, amico mio, a quanto pare non siamo riusciti a qualificarci all'interno della 10ª posizione, però ci ritroviamo accanto al nostro Pastor Maldonado. Come potete vedere, un tempo quasi simile, 1.28.466 contro 1.28.175. Un tempo, ragazzi, che come prima giornata può essere abbastanza notevole. Non ci ritroviamo nelle ultime file, siamo riusciti a passare una bella giornata di qualifiche, siamo riusciti quindi a classificarci e a quanto pare come prima gara, come prima assetto e soprattutto come prima ambientazione con questo nuovo joystick, con questo nuovo game, possiamo ritenerci soddisfatti. Quindi il mondiale sarà molto diverso per quanto riguarda Formula 1 2011, ovviamente ci sarà una difficoltà, una competizione molto ma molto più elevata di quello che siete abituati. Ovviamente mi ritrovavo sempre all'interno del terzo, quarto posto, qui adesso dovremmo fare un po' di fatica anche per arrivare al nono, ottavo posto, ma questo può essere anche una ragione in più per essere più competitivi e soprattutto per divertirsi ancora di più, perché è sempre bello avere qualcuno accanto, ovvero qualcuno accanto dietro la spalla, dietro l'alettone posteriore, che vi annusa quindi i tubi di scarico, invece che rimanere soli e gareggiare quindi una gara quindi in single player, chiamiamola così. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, ci becchiamo domani, proprio domani farò il gameplay della gara e spero ovviamente che questa idea delle qualifiche vi sia piaciuta nonostante il risultato negativo. Comunque spero che vi siate divertiti assistendo quindi a questo gameplay e soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate per le prossime qualifiche, se avete voglia di vederle oppure no direttamente la gara. Ciao a tutti, ragazzi, un salutone dal vostro Edward Van Helgen dal Williams F1 Team. Ciao a tutti.